C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici all'incrocio tra Corso Zanardelli, Corso Palestro e Via delle 10 Giornate c'è la corsia del Gambero. Ha parecchie storie da raccontarci. Questo è un passaggio che fu creato nel 400 come collegamento tra Corso Zanardelli, che all'epoca era uno slargo a sud delle mura della cittadella viscontea, e l'albergo del Gambero, da cui prende il nome. Sempre nel 400 è il bel portico con volta crociera su archi ribassati appoggiati su pilastri in pietra di Medolo. Dopo tanti anni di decadenza, questa zona è stata restaurata e riaperta al pubblico negli anni 90 del secolo scorso. Se quella persona, quell'amico, quell'amica, insomma qualsiasi persona, è il t'ha bagnata il nas, che ti ha fatto? Il t'ha bagnata il nas, è il t'ha bagnata il nas. Mi ha bagnato il naso. E che vuol dire che avevi caldo al naso, no? No, è il freddo che ti inumidisce il naso. Se non ti ha bagnato il naso, te l'ha fatta sotto il naso, come ti ha fregato, non so, ti hanno fatto uno scherzo. Sì, così infatti. Questa è elementare. E che vuol dire ti ha bagnato il naso? Ti ha preso in giro. Grazie, molto gentile. Il t'ha bagnata il nas. No, non l'ho mai La sentito. traduzione sai qual è? Bagnato il naso, però che cosa voglia dire non lo so sinceramente. Non l'ho mai sentito, ne ho sentiti tanti altri, ma questo no. Lei è bresciano. Penso. Il cane anche. Sì, il sangue, siamo del puro sangue. Senta allora, guardi che questo è facile. Il t'ha bagnata il nas, che lei t'ha bagnata il nas, che l'ha fatto? Non lo so. Dico il t'ha bagnata il nas. Non lo so. T'ha bagnata il nas, che lei t'ha bagnata il nas, cioè? Adesso mia, che mi ha bagnato il naso, mi ha fatto un punto, cioè mi ha tolto un punto, non lo so. Ti ha bagnato il naso? Vabbè, però non è che con la... Non lo so, me lo dica lei. Che vuol dire uno che è il t'ha bagnata il nas? Che è più veloce di te, che è più intelligente di te, che ti supera, che ti fa... cioè, te del resto da Andrea. Ma lei bagna il naso o le han bagnato il naso? Sempre bagno il naso agli altri, quando posso. Perché mi danno molto fastidio quelli che non bagnano il naso. Una collega, non proprio simpatica, o un'amica, una persona, che lei è il t'ha bagnata il nas. Che vuol dire che ha fatto? Che ha fatto? Ti ha bagnato il becco. Cioè ti ha fregato. La signora di 90 anni ha tanta esperienza alle spalle, chissà quante che ce ne potrebbe raccontare se stessimo qui con lei. Sì, un po' sì. I t'ha bagnata il nas, che vuol dire? Se giù è il t'ha bagnata il nas. T'ha bagnato il naso. Dire come se ti ha solleticato qualcosa, ti ha sollevato un interesse e sì, in quel senso lì devi leggerlo fra le righe. C'è l'amica, da dove viene lei? Filippina. È filippina, la filippina suggerisce il dialetto alla signora. I t'ha bagnata il nas, che vuol dire? Bagnato il naso. Hai capito la filippina che ha preparato? I t'ha bagnata il nas, quindi ti hanno bagnato il naso. Ma Ti ha bagnato il naso, cosa vuoi che ti dica io? È dura lì. Il significato non lo so. grazie. Prego. Ti ha bagnato il nas. Devo guardare te. Ma che guarda, devi rispondere, che vuol dire? Ti ha mangiato il naso. Ti ha mangiato? Mi ha mangiato. Chi? Il tipo lì. Come dire, sono migliori di te. Sei un dilettante. Penso che lei si porti davvero a casa un 10 lode. Ma io una volta li davo, quindi adesso li prendo, mi fa piacere. Se uno o una è il t'ha bagnata il nas, vuol dire che è stato più bravo, più forte di te, insomma ti ha superato, ha dimostrato più abilità di te nel compiere un lavoro, una gara, un esame, una prova. È il t'ha bagnata il nas. Grazie a tutti, arrivederci, ciao!